Agosto è andato bene. Dopo i lamenti della prima parte della stagione, gli albergatori isolani sono soddisfatti delle presenze nel mese clou dell'estate. Il mese di agosto, nonostante la flessione del mercato italiano, compensato dal mercato estero, devo dire, ha dato segnali positivi. La speranza è ora di affrontare un mese di settembre che ci consente di recuperare quanto abbiamo perso nel mese di aprile e maggio e la prima quindicina di giugno. A settembre il sole brucia meno, la temperatura dell'aria è più mite, il mare è più caldo, la spiaggia meno affollata. L'ultimo mese dell'estate sarebbe il migliore per passare un periodo di vacanza e non solo per le incoraggianti previsioni del tempo. Quest'anno abbiamo una serie di eventi e di iniziative nel mese di settembre che tengono viva la città, la 6 per Andrea, il Giro Laguna con l'Adria Bike, piuttosto che l'evento legato a questa grande festa nazionale dei nonni. Siamo in trepida attesa di Miss Italia e poi ricordiamo anche l'evento legato ai cadetti e agli allievi, i campionati italiani di atletica leggera. Sul litorale si sono visti austriaci e tedeschi, ma anche molti russi. Per i cittadini di paesi fino ad ora poco presenti a Jesolo ci si deve aggiornare. Ogni volta che si affaccia un nuovo mercato siamo tenuti a capire quelle che sono le abitudini loro al consumo, ad informarci su quali sono le aspettative di questo nuovo cliente, però senza mai dimenticare che siamo italiani e quindi di fare leva sulla nostra offerta enogastronomica, che è sicuramente uno dei principali motivi per cui ci scelgono. Insomma, alla fine vanno bene il mare e il sole ed eventualmente l'arte e i musei, ma il cibo e il vino continuano ad essere un grande richiamo. La grande novità di quest'anno è stata la presenza di Alex Del Piero e del Sydney. Il movimento che hanno portato è stato superiore alle previsioni. È stata un'operazione incredibilmente positiva, forse anche al di sopra di ogni aspettativa, che ad oggi, nonostante Del Piero abbia lasciato la località da qualche giorno, sta continuando ad avere degli effetti positivi in termini di comunicazione e soprattutto sui social media. L'idea ora sarebbe di tenere aperto fino a fine mese. Gli operatori stanno in questi giorni valutando i rinnovi contrattuali per valutare se c'è appunto la possibilità di arrivare fino quasi alla fine del mese di settembre. A fine stagione ormai prossima il presidente di Federalberghi si appella alla politica perché il settore non può reggere altre annate così difficili. Dall'anno prossimo bisogna che la politica incominci a riflettere su questo e pensare che se il turismo è quello che tutti i politici dicono, la miniera italiana, il petrolio italiano, incominciamo a scavarlo, incominciamo a fare qualcosa per il turismo.